benvenuti a Noi Chiesa. Questa settimana iniziamo con un servizio pieno di gioia e di festa, quello che abbiamo realizzato all'ingresso di Don Francesco Basso, che è stato nominato nuovo parroco di San Pier di Canne a Chiavari, e affiancherà Don Tonino Maffei, che lascia la parrocchia, ma non le altre parrocchie della zona pastorale di San Pier di Canne. Vediamo. Accompagnato dal vescovo e accolto da un caloroso applauso, Don Francesco Basso ha iniziato il suo nuovo servizio pastorale come parroco della comunità di San Pier di Canne a Chiavari, una realtà conosciuta negli anni del seminario e nella quale, dopo l'ordinazione, ha continuato a prestare la sua opera come vice, affiancando Don Tonino Maffei. Prima dell'ingresso in chiesa, il saluto della comunità e dei giovani. Siamo certi che questo passo renderà ancora più forte il tuo cammino di fede e che il percorso, anche se impegnativo, sarà ricco di grazia. Indossata la veste, Don Francesco ha fatto il suo ingresso in chiesa accompagnato da tanti suoi confratelli. Qui il giuramento di fronte al vescovo e la firma dei documenti. Poi la celebrazione della messa. Nella sua prima omelia da parroco, Don Francesco ha messo al centro la parola discepolo, individuando 3 doni da portare con sé nel suo nuovo cammino. Avere un orizzonte da guardare, facendolo con il punto di vista di Dio, vivere nel cuore la propria storia personale e cercare per sé e per gli altri la propria sete di fraternità, di famiglia. La carta d'imbarco è proprio l'essere discepoli, da riscoprire anche oggi. Perché prima che essere preti e laici siamo tutte e tutti battezzati. Mi sento già a casa e il mio desiderio, come ho provato a condividere nell'omelia, è di continuare a essere a casa insieme, quindi che ci sia questa sete di famiglia che già qua si respira, perché è una comunità bella, popolare, con tanta voglia di non solo fare ma essere insieme seguendo il Signore. Ci sono tanti modi per essere casa qui a San Pier di Canne e credo appunto che quella sete di Vangelo che ci possa abitare possa continuare ad accompagnarci, già come mi ha accompagnato agli inizi del mio cammino qui e ora con sorpresa in questo modo nuovo. Quindi qual è il tuo desiderio oggi più grande che è nel cuore, proprio vedendo anche queste facce, questi volti? Ma il mio desiderio è di continuare a crescere seguendo il Vangelo, condividendo la vita nell'amore che il Signore continua a donarci, in modo tale che ognuno di noi possa continuare a essere davvero se stesso. Insomma, questa parola, sorelle e fratelli, che ci diciamo durante la messa, che possa uscire nella vita, oltre le pareti della Chiesa. Ad accompagnare Don Francesco nel suo ingresso anche la famiglia, con tanti amici, i fedeli di San Pier di Canne insieme al sindaco e al vice sindaco di Chiavari. Alla fine la foto di gruppo, tutti insieme sul piazzale della chiesa. Io penso che siano tutti contenti qua a San Pier di Canne. Per me è stato un grande onore fare da testimone a Don Francesco, che è già un po' qui tra noi e l'abbiamo già conosciuto e siamo tutti contenti che sia con noi. È una comunità molto eterogenea, con tanti giovani e anche tante persone chiaramente adulte e anziane. Ecco, con quale animo appunto volete continuare questo cammino questa volta con Don Francesco? Direi che Don Francesco riesce a rapportarsi bene sia con i giovani che con gli anziani. È una comunità variegata, così come ha detto lei, e cercheremo di essere tutti uniti in fratellanza. Abbiamo già avuto modo di apprezzarlo e secondo me un primo capolavoro è riuscito già a farlo insieme a Don Tonino, perché tra di loro in questi 2 anni, che seguono un periodo non proprio facile, sono riusciti a creare un'armonia e un'unità tra di loro che abbiamo molto apprezzato, e i frutti li abbiamo visti sia sabato scorso, quando c'è stato un bel momento di unità intorno a Don Tonino, che è stato salutato veramente bene, in modo partecipato da tutti, e oggi alla presenza del vescovo, delle autorità e di tutta la nostra comunità mi sembra che sia già stato adottato come se fosse in questa parrocchia da un po' più di anni rispetto a quello al breve periodo in cui lui è venuto. Don Francesco certamente lo conosciamo, in parrocchia qua è già presente da 2 anni, diciamo prima da diacono, ha seguito un po' i giovani e poi ufficialmente da viceparroco.
e ora ovviamente è parroco di San Pier di Canne, una grande gioia per noi giovani e per tutta la comunità. È una bella comunità nutrita, quella appunto dei giovani, fate tantissime iniziative anche durante l'anno, per esempio l'aiuto allo studio, lavorate anche molto con i più piccoli. Sì, no, ovviamente i giovani sono sempre davanti, no, a mettersi in aiuto, no, delle persone, come detto, no, l'aiuto allo studio che facciamo il sabato mattino col nome di Sabatilandia, no, il sabato è dedicato proprio ai ragazzi che hanno il desiderio, no, di aiutare coloro che vogliono cercare, no, di fare i compiti insieme. E ovviamente poi il gruppo giovani ha certamente delle grandi risorse che vanno scoperte, che vanno in qualche modo, no, approfondite, ed effettivamente è un bel gruppo perché tante cose si fanno col gruppo giovani, come ad esempio i campi, no, l'aiuto sempre rivolto ai più piccoli ma anche ai più anziani. Questo ingresso tra l'altro arriva alla fine di un'estate molto intensa, insomma avete passato insieme anche alcuni giorni importanti a Roma. Sì, no, abbiamo passato certamente dei giorni, no, importantissimi a Roma, al Giubileo. Precedentemente siamo partiti per il campo a Villanoce, quindi è stato 2 settimane, no, con Don Francesco molto importanti. Un'esperienza insieme ai giovani per far vedere come veramente questa chiesa è ancora giovane e sui giovani ci può puntare. Don Tonino Maffei, per tanti anni parroco della comunità di San Pier di Canne, ora continuerà a guidare 2 comunità della stessa zona pastorale con Don Francesco, un lavoro che prosegue quindi. Sì, perché qua a San Pier di Canne le parrocchie di Magena, Sanguinete e Campodonico facciamo scendere i bambini, ecco, e quindi il catechismo è insieme. Poi tante altre attività, non so, per esempio il mese di maggio si fa una tappa in ogni chiesa, ecco, tutte le parrocchie insieme e così via, ecco. Sabato scorso ha ricevuto un bel saluto dalla comunità, qual è stata l'emozione? L'emozione c'è stata perché io non sapevo niente, ecco, e poi ho visto che c'era un pienone, ecco, e poi c'è stata la sorpresa, ecco, non me l'aspettavo, ecco, ma ho detto mi vogliono proprio bene, ecco. Sicuramente. Sì. Agostino Basso è il papà del nuovo parroco di San Pier di Canne, Don Francesco. Ecco l'emozione di questa giornata che è arrivata a un anno di distanza dall'emozione dell'ordinazione sacerdotale. Sì, diciamo che è stata una duplicazione di quei momenti lì, è stata una felicità per lui e mi sembra per tutta la comunità. In questo anno come lo avete visto, che già aveva iniziato come viceparroco a lavorare in questa comunità, com'era? Ma lui è felice sempre, come quando era felice in tutte le comunità che ha girato. Sabato si svolge a Sestri Levante il 26esimo raduno diocesano delle confraternite. I partecipanti si ritroveranno in piazza Matteotti alle 16. Alle 17 da piazza Matteotti partirà la processione per le vie del centro storico. Il ritorno è previsto sempre nella stessa piazza dove alle 18 il vescovo Giampio De Vasini celebrerà la Santa Messa. Il Priorato diocesano delle confraternite ha organizzato il raduno diocesano con la collaborazione delle confraternite di Santa Caterina, di Nostra Signora del Carmelo e dei Santi Angeli Custodi e con il patrocinio del comune di Sestri Levante. Ora come sempre apriamo la pagina dedicata alle feste patronali che animano la vita delle comunità parrocchiali soprattutto nel periodo estivo, ma non solo evidentemente, e cominciamo il nostro racconto settimanale da Castiglione Chiavarese che ha festeggiato Nostra Signora della Misericordia al Santuario del Conio a Missano. Viene prima la persona e poi la legge è ciò che ha insegnato Giuseppe, un insegnamento importante anche per Gesù che rivela il vero volto di Dio, come colui che è amore e misericordia, i cui comandamenti sono in funzione della felicità dell'uomo. In occasione della festa di Nostra Signora della Misericordia, celebrata al Santuario del Conio a Missano di Castiglione Chiavarese, il vescovo Giampio De Vasini durante la Santa Messa ripercorre quella che è stata la vita di Maria. Oggi nasce Maria come colei che sarebbe diventata la madre della misericordia,
la Madre di Dio che è misericordia, che è amore. Una festa sentita da tutta la comunità, una comunità unita che si stringe attorno a Maria attraverso la preghiera, un momento conviviale fatto di vicinanza e fratellanza e la processione. È un paese dove le persone sono abbastanza unite e partecipano un po' a tutte le attività, anche per tenere vivo il paese, per tenere i contatti con le persone. Anche se non siamo in tanti, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Come viene organizzata la festa oltre alla messa? Sì, la festa è preceduta da una preparazione, un triduo che viene celebrato qua al santuario. Anni addietro si faceva la novena, però poi ovviamente i paesi si spopolano, mancano le persone, quindi si è un po' ridotta la festa. C'è il triduo dove appunto una sera in particolare è dedicata a tutte le famiglie, non solo della zona, ma anche del comprensorio, diciamo, tutte le famiglie, quelle che vogliono partecipare, e in particolar modo alle coppie di sposi che si sono sposati in questa chiesa. E più o meno tutti gli anni partecipano, ritornano volentieri, perché comunque qua è abbastanza conosciuta nella zona e chi si innamora di questa chiesa e vuole celebrare il proprio matrimonio qua, e poi noi li invitiamo a questa messa che si celebra la vigilia della festa. Poi dopo la festa, oggi pomeriggio ci sarà la processione? Oggi pomeriggio appunto lo staff, tanto c'è un pranzo che si sviluppa qua in questa struttura che abbiamo costruito negli anni qua sopra il santuario, e poi oggi pomeriggio, come tradizioni di tutte le feste, il vespro, la processione, la benedizione, per concludere poi con una cosa un po' più caratteristica che è l'incanto, ovvero l'asta. Mettiamo dei prodotti che vengono regalati, torte di riso, torte dolci, e centri, si usava tanto una volta, i centri fatti all'uncinetto, bottiglie di vino, prodotti dell'agricoltura. All'incanto la gente fa la propria offerta, e poi da qualche anno abbiamo organizzato anche una lotteria a estrazione classica. Con l'8 di settembre si concludono le feste mariane della nostra Val Petronio, che iniziamo esattamente a Masso e terminiamo in tutte le frazioni con la venerazione della Madonna, chiamata in vari modi, però è sempre un momento di gioia, di riunirci, di stare insieme, ed è anche molto bello, insomma. Io abito in una piccola frazioncina, Mereta, per fortuna c'è ancora la Madonna della Salute quando la fanno, perché vediamo un po' di persone. E anche questi santuari qua sono valorizzati da queste feste qua, che comunque questo è un santuario molto sentito, perché ci vengono a fare anche i matrimoni, gli anniversari, i battesimi, perché è un po' quello che domina un po' tutta la nostra valle, per cui diciamo che ci teniamo molto, ecco. Anche se non c'è di comunità, però tutti ci riuniamo, tutti i paesini, che sono tanti campanili. Noi, se lei si affaccia, vede tanti campanili, tutte persone che celebrano la festa della Madonna, e la Madonna spero ci protegga sempre tutti. Per noi è una valenza molto importante, anche perché tutti i paesi che sono vicini anche vengono a partecipare a questa festa, che dura 2 o 3 giorni, compreso domenica finiamo, e credo che questo per la gente del posto la sentono moltissimo, proprio che la loro presenza qua è veramente cara, è veramente vicina al cuore. È una festa che non si fa di domenica, ma proprio il giorno della festa. Il giorno della festa, qui il giorno l'8 qui è categorico che si faccia la festa, e ne siamo tutti contenti perché vedo che la gente lo sente e la loro presenza ha un significato. È una festa veramente sentita da tutti, dai giovani agli anziani, è una festa che si tramanda ormai, diciamo, nel tempo. È una festa che i nostri nonni, i nostri bisnonni ci hanno sempre tenuto e ci hanno insegnato a continuare a mantenere questa festa. Abbiamo avuto qualche anno che siamo stati un po' scarsi di presenze, però adesso è di nuovo risentita e fa molto piacere. Un simbolo, quello del santuario dedicato a Nostra Signora della Misericordia, dove la Madonna sarebbe apparsa ad una giovane fanciulla muta dalla nascita. Qui le chiese di edificare una cappella in suo onore, e la ragazza dopo poco riacquistò la voce, raccontò tutto al padre e fecero edificare quello che poi oggi è il santuario, un luogo
luogo di incontro, preghiera e comunità. Questo è un santuario che nella zona è uno dei più importanti, anche perché si narra che c'è avvenuta un'apparizione e non sono tantissimi santuari dove la Madonna è apparsa. A parte il panorama che è bellissimo, quindi soprattutto ci sono state tante persone che si sono sposate qua. Ieri nella prefestiva la dedichiamo proprio alle famiglie, in modo particolare coloro che si sono sposate qua e rinnovano le loro promesse. Quindi è diventato un santuario molto molto sentito nella zona e la gente si affida volentieri e poi riportano anche dei segni delle grazie ricevute, ne abbiamo un po' qua. Anche stamattina proprio una persona mi ha portato un ex voto proprio per una grazia ricevuta in questo tempo. Quindi potrei dire appunto è un santuario fondato sulla presenza di Maria fin dalla sua origine e quindi continua così e noi cerchiamo di mantenere viva questa testimonianza. L'8 settembre è il giorno della festa, viene festeggiata tutti gli anni, che senso ha per la vostra comunità? Ecco, per la nostra comunità dico una parola in generale che mi sorprende sempre, cioè la capacità e la forza di radunarci e di farci sentire famiglia. È una famiglia veramente allargata e grande, dove piccoli e grandi si incontrano, e autorità, gente semplice, e li vedi che si ritrovano, si ascoltano, oltre che ascoltare soprattutto la parola di Dio. Quindi questo santuario io lo considero sempre un santuario di famiglia, di unità, che ci fa riscoprire quei valori dell'essere insieme, dello stare insieme, ascoltandosi e anche aiutandosi, perché poi vedi appunto i giovani che aiutano i più anziani e questa è una cosa grandissima che abbiamo bisogno sempre di riscoprire. L'8 settembre veniamo anche per assaporare questo aspetto proprio dell'essere cristiani, dell'essere famiglia e io trovo che qui è una scuola proprio oltre che di fede, ma proprio e soprattutto di umanizzazione, di umanità. Ora ci spostiamo a Lavagna per un'altra festa mariana, la festa di Nostra Signora del Ponte, che come tradizione è stata inaugurata dalla benedizione dei bambini. Affidarsi a Maria e iniziare insieme il percorso che porterà alla processione sono i propositi che hanno guidato la comunità di Nostra Signora del Ponte a Lavagna nel celebrare il giorno della Natività di Maria, patrona della parrocchia. La messa, primo momento di devozione della settimana, è stata dedicata alla benedizione dei più piccoli, con i bambini e le bambine che hanno portato in chiesa alcuni oggetti personali e hanno donato dei fiori a Maria. Tutti gli anni la festività di Nostra Signora del Ponte di per sé ricade il giorno della Natività di Maria Santissima, cioè l'8 settembre, anche se per noi si protrae verso la domenica successiva dove poi viviamo il momento processionale. Inizia proprio questo tempo lungo di festeggiamenti dall'8 alla domenica successiva proprio con i bambini, con i ragazzi, con quella loro consegnare i fiori che simboleggia un po' il loro consegnarsi piano piano, giorno dopo giorno, passo dopo passo, nelle braccia di Maria, perché tenendoli sotto il suo manto gli faccia sempre più vedere il volto, quello di Gesù, del figlio di Dio e figlio anche di Maria. Ed è questo quello, iniziare con i bambini per ricordarci che se non diventiamo come loro difficilmente il regno dei cieli ci si apre. Durante l'omelia il vescovo Giampio De Vasini ha interagito con i bambini, mettendo al centro temi come gli insegnamenti di Gesù e la sua presenza in diversi luoghi. La riflessione si è conclusa con una richiesta a Maria. Chiediamo oggi a Maria di aiutarci a frequentare questi luoghi in cui oggi possiamo incontrare Gesù, la sua parola, l'Eucaristia, la comunità, i poveri. E faremo esperienza della compagnia di Gesù che ci salva da noi stessi, che ci salva dalla morte, che ci salva rivelandoci il vero volto di Dio. E impegniamoci a formare una buona coscienza,
Per la comunità di Nostra Signora del Ponte, la festa della patrona rappresenta un momento di grande importanza, arricchito dalla presenza di tanti bambini, un simbolo di speranza che gli adulti devono accudire e preservare. Questa è una delle giornate più belle dell'anno per noi parrocchiani, perché celebrare la Madonna è sicuramente uno dei momenti più gratificanti per ciascuno di noi, è un contatto diretto con lei. Tutti i giorni ci rivolgiamo a lei, ma oggi è una giornata speciale. Poi vedere tutti questi bambini, io ho portato anche dei miei nipoti in mezzo a tutti questi bambini, ma erano tutti miei nipoti, non solo i miei. Sono il nostro futuro, sono il modo che abbiamo per portare avanti il messaggio di Cristo e quindi sta a noi adulti insegnarlo. Andiamo a Graveglia ed in particolare nella parrocchia di Sant'Eufemiano che ha celebrato la festa della Madonna della Cintura. La festa della Madonna della Cintura si celebra a Graveglia di Carasco la prima domenica di settembre ed è un tempo di famiglia, un tempo per ritrovarsi insieme dopo l'estate. Lo sappiamo dalla storia della Chiesa, comunque l'affetto per Maria è importante, allora cerchiamo sempre di coltivarlo bene in questi giorni, facendo qualche giorno di preparazione con delle messe, adorazione eucaristica, cercando un po' di coltivare, ravvivare l'affetto per Maria, soprattutto come amica, compagna di viaggio, di cammino, cercando uno sguardo da lei nel nostro crescere, nel nostro fare scelte. È una festa che raduna intorno a Maria le 3 parrocchie della zona pastorale Graveglia, Rivarolo e Paggi, che stanno consolidando e vedendo crescere il loro rapporto di comunione, cementato anche dalle tradizioni di ogni singola comunità. La festa, secondo il programma tradizionale, è culminata con la celebrazione presieduta dal vescovo e con la processione lungo le vie del paese. Determinanti la partecipazione e il contributo organizzativo della confraternita di San Rocco, storico sodalizio della frazione. È la festa principale. Tutto i festeggiamenti più grandiosi sono quelli per la Madonna della Cintura. Poi quest'anno che cade il giorno 7, perché è la prima domenica del mese di settembre. Questo siamo proprio all'estremo e quindi cerchiamo di farla nel migliore dei modi. Poi quest'anno è un momento particolare perché c'è Sua Eccellenza il Vescovo e quindi cerchiamo di farla ancora più solenne la cosa. Quest'anno le celebrazioni sono state arricchite da diversi momenti di incontro fraterno dedicate a tutte e a tutti ed in particolare ai giovani. Il Vescovo nell'omelia ha indicato 3 condizioni come garanzia di libertà per seguire Gesù: mettere al centro della propria vita Dio e la sua parola per amare gli altri anche quando si tratta di legami di sangue, sempre a rischio di inquinamento egoistico; essere pronti ad accettare la croce che per alcuni è emarginazione, per altri sofferenza; abbandonare il desiderio di beni materiali come scopo dell'esistenza. Si tratta di scelte di libertà, di scelte per la libertà, di scelte che sole consentono di essere felici. Che lo Spirito Santo ci aiuti a prendere coscienza di queste condizioni e a viverle nella nostra vita di ogni giorno, per essere felici nel tempo e in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. In vista della festa del Santissimo Crocifisso a Borzonasca, il Vescovo domani celebra la messa alle 20:30 per tutte le parrocchie della Valle Sturla. I cori parrocchiali di Borzonasca e di Rapallo, diretti da Fabio Macera e Paolo Gaviglio, animeranno la celebrazione. Domenica 14 settembre, festa dell'Esaltazione della Croce, la messa solenne sarà alle 11:15. Nel pomeriggio alle 17:30 la Santa Messa e la processione, alle 21 la recita del Vespro, la supplica e la reposizione della Santa Croce. Sono ancora aperte le iscrizioni al pellegrinaggio giubilare diocesano che si svolgerà nel mese di ottobre a Roma. Si parte sabato 18 ottobre in pullman. Il programma prevede nel pomeriggio la visita guidata alle catacombe di Domitilla e alla Basilica sotterranea dei Santi Nereo e Achilleo, la visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura, un momento di preghiera, l'incontro con il Vescovo
vescovo e poi la cena e il pernottamento in hotel. Il giorno successivo, domenica 19 ottobre, ci sarà la celebrazione nella Basilica di Santa Maria Maggiore con il passaggio alla Porta Santa e la visita alla tomba di Papa Francesco. Nel pomeriggio ci sarà il tempo per la visita alla Basilica di San Pietro. Il rientro è previsto nella serata di domenica. Le iscrizioni si ricevono in curia ogni giorno dalle 10 alle 12, escluso il venerdì. Andiamo a Chiavari, nel santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza, dove è stata inaugurata e benedetta la sesta campana del concerto. Non una cosa utile, ma una cosa bella. Così come sono i regali, anche la nuova campana del Santuario della Madonna dell'Ulivo a Chiavari ha poi un tocco personale, nei bassorilievi che la rendono unica e propria della comunità di Bacezza. È stata realizzata grazie al contributo dei parrocchiani e presentata durante una messa e una piccola festa sul sagrato. Questa è l'unica campana che è personalizzata, perché le altre 5 erano di quando hanno costruito il campanile, forse fine 1800, però prese da tra virgolette non scarti, comunque da altri posti dove erano magari in più in esubero. Questa è così c'era già l'idea anche dei miei predecessori di completare il concerto di campane, che è un po' migliore come suono, con 6 invece che con 5, e così ci è venuta l'idea di farlo l'anno giubilare, dove i suoni, il corno e per noi anche le campane sono qualcosa di inerente, bello. È un po' un piccolo regalo di gratuità, perché poi la campana è come un fuoco d'artificio, come un concerto, non è utile ma è bello. Okay. L'avete acquistata quindi grazie ai contributi della comunità parrocchiale? Proprio fusa, proprio col progetto iniziale pensato da alcuni di noi. Infatti la campana ha le immagini della Madonna dell'Olivo, dei santi che sono presenti come tradizione e devozione in questa comunità, in questa parrocchia. Poi è stata fusa proprio su commissione nostra, proprio vista dal nascere. Quando abbiamo detto dell'iniziativa, poi parecchia gente ha voluto anche comparire, diciamo, nella targa commemorativa che c'è vicino a Campana, che è aperta proprio perché non vogliamo far sì che sia solo l'offerta di qualcuno benestante o generoso, ma offerta di tutti, piccola o grande, che contribuisce, che è proprio una cosa acquistata, creata dalla parrocchia, dalla comunità. A inaugurarla è stato il vescovo di Chiavari Giampio De Vasini durante la messa che ha presieduto nel pomeriggio di sabato. Benedici questa nuova campana. Ecco che il suono di queste campane sia per tutti noi, quando lo ascoltiamo, un invito a lodare e ringraziare il Padre che è nei cieli per il dono del Figlio suo. Per realizzarla sono stati necessari 2 mesi di lavoro, la preparazione degli stampi, l'analisi spettrometrica del suono delle 5 campane presenti per fare in modo che suonino tutte allo stesso modo, poi i bassorilievi per le decorazioni. Per questa campana sono corsi 2 mesi di lavoro per la preparazione degli stampi determinati da un'analisi spettrometrica computerizzata del suono delle campane esistenti, perché la nuova campana sia perfettamente intonata. E in questo caso la lavorazione ha richiesto un po' più di tempo, perché un artista ha realizzato i bassorilievi in plastilina, da cui poi sono stati ricavati gli stampi in gomma per realizzare l'effigie della Madonna dell'Ulivo e di tutti i santi che si venerano in questa parrocchia, quindi San Rocco, San Gaetano di Thiene e San Biagio, naturalmente contitolare. Di che materiale sono fatte le campane? Ecco, in questo caso si tratta di bronzo,
costituito dal 79% di rame e 21% di stagno. Questo per far sì che la campana abbia una voce particolarmente apprezzabile e al contempo sia meccanicamente robusta. E rispetto, diciamo, alle campane classiche, abbastanza negli standard, come ad esempio dimensioni, come forma, o qualcosa di particolare? No, le dimensioni sono determinate dal fatto di andare in concerto con le campane esistenti. Quindi, essendo la sesta campana di un concerto intonato in Mi bemolle, suona la nota Do. Quando poi sarà messa su per suonare? Sì, tra qualche giorno, non si sa ancora bene quando, sarà issata sul campanile. Già nel 2014, al momento della messa in sicurezza meccanica delle campane esistenti e del rifacimento dell'impianto per il suono automatico, il parroco aveva voluto che il tutto fosse predisposto per questa giunta. Poi in questi anni le priorità sono state altre, come sapete il restauro del santuario è durato molto tempo e quindi soltanto adesso è stato possibile realizzare quest'opera. Incisi sulla campana ci sono la Madonna dell'Ulivo, San Biagio, San Rocco e San Gaetano. Questo progetto, questo sogno che si nutriva da tanto tempo si è realizzato, e qui anche, va detto, con la generosa collaborazione dei parrocchiani. Alcuni di spicco, altri invece hanno contribuito secondo quando era necessario. Questa mancanza di campana, diciamo, era un po' un qualcosa di meno, diciamo, che avevamo. Sono qui da circa 30 anni e quindi conosco bene qual è le necessità anche della parrocchia, e soprattutto è da tenere presente ed va sottolineato quanto il nostro parroco, Don Giacomo, si sia prodigato perché questo accadesse, e io nel mio piccolo gli ho dato una mano. Ci sono anche, diciamo, dei disegni sulla campana, appunto, che hanno cose particolari. Sì. L'anno santo, e il nome del vescovo, il nome del parroco, che lasciano ai posteri, diciamo, questo loro segno dell'amore che hanno contribuito e hanno voluto per la nostra parrocchia, per la nostra, diciamo, santuario, che merita di essere visitato, merita per la sua grandezza, per la sua antichità, è il più vecchio, è il più prezioso, ma è soprattutto il più prezioso per noi. Domenica la parrocchia di Santa Croce a Moneglia celebra la festa patronale. Il vescovo presiede la Santa Messa alle 18:30 e la processione alle 21. Domenica scorsa invece la celebrazione eucaristica della domenica è stata trasmessa in diretta TV su Teleradio Pace. La liturgia ha proposto domenica 7 settembre le parabole con cui Gesù invita chi lo ascolta a prepararsi. Il linguaggio della parabola è particolarmente efficace per veicolare un messaggio tanto semplice e chiaro quanto impegnativo, e sostiene la riflessione in un tempo, quello ordinario, in cui si prova la tentazione di vivere con il pilota automatico. Lo ha sottolineato Don Giovanni Vaccaro celebrando la messa a Moneglia nella parrocchia di Santa Croce, che Telepace ha trasmesso in diretta. Si va avanti tante volte un po' per inerzia, no? Forse e pensavo proprio anche nelle nostre attività religiose, nel nostro organizzare feste, celebrare funzioni, feste patronali, i momenti dell'anno liturgico. Ecco, il rischio di non gustare quella bellezza se non ci diamo il tempo anche un po' per prepararla. Nella vita accadono cose inaspettate, le nostre programmazioni tante volte ci deludono, ma il Vangelo ci dice che le cose belle nella vita vanno preparate. Questo vale per le cose semplici quotidiane, ma vale anche per la nostra fede, per il nostro percorso di fede.
fede. La sapienza che ci dona la parola di Dio, il Signore, è una sapienza che ci stupisce, che se gli diamo tempi e spazi per interrogarci, ci indica percorsi di novità, percorsi impegnativi anche, ma che valgono la pena di essere percorsi. La parrocchia di Santa Croce si prepara a vivere la festa patronale. Domenica le messe al mattino saranno alle 8 e alle 11. Il vescovo celebra alle 18:30 e in serata alle 21 presiederà la solenne processione con la Santa Croce, con la partecipazione delle confraternite dei tradizionali crocifissi. Siamo convinti che sia davvero un'occasione buona per vivere questo momento di festa anche come comunità, come evento giubilare in questo 2025, e sentire che davvero siamo chiamati tutti a seguire la croce di Gesù. È nella quotidianità che l'affetto e la partecipazione delle persone emergono in tutta la loro fedeltà. L'impegno è quello del fabbriciere, quando il parroco ci chiama, fare le operazioni che il fabbriciere deve fare per mantenere anche l'edificio esterno, non solo l'edificio sacro. E cerchiamo di fare del nostro meglio. Purtroppo in questi momenti di ristrettezza è sempre più difficile. Faccio il catechismo, poi aiuto quando ci sono per i campeggi in cucina e poi per la pulizia della chiesa quando ci sono delle feste. Insomma, siamo un po' a mezzo come il prezzemolo per la raccolta adesso per la festa, queste cose così che ci sono in parrocchia cerchiamo di aiutare. Ecco. Nel nostro piccolo, in quello che possiamo, in tutti i campi. Ecco. Ci dica qualcosa sul fare catechismo oggi, lei che forse ne ha passato diversi tempi. Sì, tanti anni che l'ho fatto, avevo interrotto subito i primi anni del matrimonio per motivi di famiglia. È molto difficile adesso perché i bambini non vengono poco, non perché quando ci sono volentieri, però hanno molti impegni sportivi. I genitori sono una parte di genitori moderni che frequentano un po' poco, purtroppo bisogna anche dirlo, e allora è molto difficile perché a seguirli sono mai presenti molti, sempre in pochi. Ecco. Però poi nelle feste, così nei giochi, allora si presentano, è lì che si può, ai campeggi che si riesce a trasmettere qualche cosa di quello che vogliamo trasmettere. Ecco. E lo fa con passione, con impegno. Sì, anche se ormai alla mia età volevo, perché sarebbe bisogno di persone giovani, perché anche i bambini per loro è uno stimolo se vedono i più grandi, i più giovani. Noi a una certa età dovremmo mettersi da un po' da parte, speriamo che ci siano nuove leve. Siamo un bel gruppetto, cerchiamo di coincidere un pochettino tutti i nostri impegni, chi lavora, chi ha famiglia, non sempre siamo tutti presenti, ma quando possiamo cerchiamo di rendere la cosa più bella possibile. La parrocchia è vita, nel senso che io ho cominciato qua la mia vita anche di sportivo, è nato qua quello che abbiamo fondato tanti anni fa come società sportiva, perché eravamo un gruppo di ragazzi coetanei e lo stimolo dell'allora parroco di questa parrocchia ci ha dato l'opportunità di dare vita anche a cose oltre la vita della parrocchia normale, quindi abbiamo creato una società sportiva che ho portato avanti, stiamo portando avanti ormai dal 1981, con fatica ma la portiamo avanti. Questa è una realtà piccola dove la parrocchia ha ancora un segno importante per tutti quanti, come diceva la Chiara e anche la Rita precedentemente, abbiamo anche noi problemi di, come possiamo dire, di adesione, c'è meno capacità delle famiglie di trovare nell'ambito della parrocchia il proprio essere, il proprio vivere. È uno stimolo per noi a fare sempre il meglio, quindi anche nelle attività del quotidiano cerchiamo di risolvere quello che è il nostro essere cristiani prima di persone che fanno sport. Prima l'essere cristiano per noi vuol dire donarsi e dare la possibilità di fare cose anche per gli altri. Ecco, con un po' di attenzione credo che i ragazzi possano impegnarsi in parrocchie e anche fare sport. Esatto, sì. Io su questo sono contento perché molti dei bambini che frequentano le nostre attività in palestra sono qui presenti durante l'arco dell'anno al catechismo perché il segno c'è. E quindi la possibilità di trasmetterlo viene. Diventa automatico perché i ragazzi hanno bisogno di testimonianza, hanno bisogno di trovarsi di fronte e a fianco persone che magari
nel mio piccolo cerco di farlo, gli insegnano anche come vivere, come stare insieme agli altri e come recuperare quello che sono le tradizioni, quello che sono anche il proprio volersi bene attraverso la nostra fede. Domenica prossima, festa dell'Esaltazione della Croce, trasmetteremo la Santa Messa in diretta dalla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno, che celebra l'Esaltazione della Croce come festa patronale. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Teleradio Pace 1 al canale 12 a partire dalle 11:15. Grazie per averci seguito, Noi Chiesa torna la prossima settimana.